Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il sindaco di Catania, Enrico Trantino. Grazie per essere ancora con noi. Sindaco, ricordo i numeri di WhatsApp, vedete a destra del vostro teleschermo, 342 74 55 005 e poi la mail sul lato al centro leggete Sicilia24Focus @telecolor.it. Sindaco, io direi di cominciare inevitabilmente con un bilancio sulla festa di Sant'Agata, che quest'anno è stata forse la più partecipata di sempre, senza nessuna sorpresa negativa, addirittura con la processione del 4 che ha visto scendere anche l'arcivescovo Monsignor Renna tra i devoti a sollecitare chi stava ai cordoni perché si facesse, insomma, si adottasse il ritmo giusto, perché è durata infinita. Forse sola questione aperta rimane quella degli ambulanti abusivi che ci sono qua e là lungo il percorso, e sono stati elevati diversi verbali, l'abbiamo visto. Che bilancio trae lei, sindaco? Ha un bilancio estremamente positivo. Io leverei forse, è stata sicuramente la festa di Sant'Agata più partecipata di sempre, ma quel che tutta la gente ha colto è il gran senso di ordine, per il quale devo dire grazie non solo alle forze di polizia, al Comitato per le festività agatine, all'intera organizzazione, ma anche alla stessa cittadinanza che ha risposto in modo composto e forse idealmente si è stretta anche per quei fatti che probabilmente saranno oggetto di vostri approfondimenti successivi accaduti alla villa. È come se la città avesse voluto unirsi anche simbolicamente non solo attorno alla Santa, ma anche per far vedere che era una comunità assolutamente aggregata. Tutto è andato per il meglio. È chiaro, non possiamo pensare di risolvere tutti i problemi in una festa con queste centinaia di migliaia di partecipanti, molte contravvenzioni, molti sequestri. Nonostante questo alcuni abusivi sono riusciti comunque a esercitare la propria attività. Dobbiamo imparare dai nostri errori, ammesso che ci siano stati, o comunque da quel che poteva essere fatto meglio. Però intanto io sottolineerei il gran senso di compostezza che tutti hanno potuto riscontrare, nonché, se mi consentite, anche la proattività del comune, perché già dopo il passaggio della Santa subito c'erano i mezzi della Gema a pulire immediatamente, per cui i cittadini hanno trovato già alle prime luci dell'alba una città che era come se non fosse passato nessuno. Confermo, ho girato in monopattino io, quindi posso confermare. Molto bella questo accostamento che ha fatto il sindaco sulla questione purtroppo della violenza di gruppo a Villa Bellini, cioè la città, come dire, il paese reale, la città vera, Catania vera si è unita anche per questo alla festa, e la villa rimane, sindaco, bella e possibile, perché la violenza sessuale lì nel giardino pubblico è soltanto purtroppo la punta di un iceberg. Stamattina un nostro collega, Tonino De Mana, è andato lì, ha parlato con alcuni di questi ragazzini che frequentano la villa e che gli hanno confermato che lì si litiga spesso, sono baby, non chiamiamole baby gang, sono ragazzini che però vengono spesso alle mani, escono i coltelli, tirano fuori i coltelli, e c'è ancora l'impressione che malgrado la presenza di pattuglie che hanno visto tutti, anche noi abbiamo confermato, c'è la sensazione comunque che si potrebbe fare qualcosa di più. Vediamo. Non è un luogo sicuro, si litiga e a volte spuntano anche i coltelli. A Villa Bellini succede di tutto e lo stupro della tredicenne ad opera del branco, in questo caso un gruppetto di egiziani, è solo la punta dell'iceberg di una città che si interroga sulla sicurezza cercando di trovare qualche soluzione al problema. Per molti la soluzione drastica e dolorosa è però non venire più a Villa Bellini o comunque sconsigliarla alle persone care. Chi vive la villa e non ha paura è questo gruppetto di ragazzini. Sono minorenni, parlano di tutto e commentano anche lo stupro della loro coetanea avvenuto nei bagni proprio di fronte alla panchina dove ci troviamo. A me dispiace comunque perché quel ragazzo non ha potuto fare niente. Se mi fossi trovato nei suoi panni comunque avrei provato a fare qualcosa, però secondo me non ha potuto fare niente, perché se voleva... Se tu avessi assistito ad una scena del genere, cosa avresti fatto nell'immediato? Ci avessi salato coppa. Se tu fossi stato presente o comunque avessi notato qualcosa, cosa avresti fatto? Ci sarei andato,
Ma anche su Scavocoppa però facevo qualcosa, va. Ti è capitato a Villa Bellini di assistere ad episodi di violenza? Sì. Eravamo con i miei compagni e gli altri avevano sempre cutetti, cose. Ci sono ormai bambini che si acchiappano sempre, cercano discussioni e vengono sempre eventi contro uno, così. Avresti chiamato le forze dell'ordine? Non lo so onestamente. Non hai fiducia nelle forze dell'ordine? No. Ma perché non ci sono o perché per altro? No, perché non ci sono. Perché nel momento del bisogno non vengono. Villa Bellini è anche un dormitorio a cielo aperto e al coperto. Il casotto che vedete, un tempo utilizzato per conservare attrezzi dei giardinieri, oggi è un rifugio di fortuna per senza tetto. Dopo lo stupro del 30 gennaio i controlli sono stati potenziati o quantomeno si nota una maggiore presenza delle forze dell'ordine. Quanto è successo ci dice che dobbiamo fare di più e dobbiamo fare meglio, ma è quello su cui stiamo ragionando, coordinati dal signor prefetto. Più telecamere funzionanti e più uomini. Questa la soluzione per restituire dignità e decoro al giardino tanto amato dai catanesi. Signor Tratino, i ragazzi raccontano anche 20 contro 1, se ne vedono di frequenti, l'ha ascoltato anche lei, e al momento le forze di polizia, le forze dell'ordine, come dicono loro, quando uno le cerca non vengono. Allora facciamo un po' di chiarezza, anche perché la sensazione di insicurezza è una sensazione che si autoalimenta nel momento in cui mandiamo dei messaggi fuorvianti. Quello che ha detto quel ragazzo mi sembra più frutto di un'estemporanea risposta a una domanda a cui non era preparato. Ci sono, per carità, non voglio assolutamente sottostimare la realtà, ci sono le cosiddette baby gang, ci sono questi ragazzini ma il numero di gran lunga è più marginale rispetto al passato, ma comunque ci sono e quindi dobbiamo chiederci cosa fare. Innanzitutto cerchiamo di dare anche delle risposte, io le devo, ho questo dovere nei confronti della città, sul discorso telecamere, perché tante cose ho sentito. È vero, alcune delle telecamere del comune non sono in funzione perché... Ma al momento funzionavano quelle che c'erano? Allora, ne funzionavano 3 all'esterno, che abbiamo dato alle forze dell'ordine, ma non sono state utili ai fini dell'individuazione degli autori perché hanno utilizzato altre. Ma il dato importante è che hanno individuato gli autori. Sarebbe stato un problema se non li avessero individuato. Alla fine hanno individuato gli autori e quindi le telecamere, che non hanno una funzione di deterrenza se non nel momento in cui si sa che ci sono, comunque hanno una funzione poi di reazione laddove servono appunto a identificare chi è stato a compiere un certo gesto, e in questo senso comunque abbiamo ottenuto le risposte che volevamo. Ma le potenziate? Assolutamente sì, noi abbiamo ereditato 220 telecamere che, io dico subito, furono oggetto di un bando nato con la scorsa amministrazione, di cui per un certo periodo ho fatto parte anche io. Nel momento in cui è entrata la gestione commissariale, queste telecamere sono state installate, si sono verificati una serie di problemi con le SIM e con l'allaccio alla rete elettrica che già dal momento del nostro insediamento abbiamo subito risolto. Poi è nato un problema con le batterie e per 80 su 220 l'abbiamo risolto, per le altre 140 è in fase di soluzione perché ci vogliono 220.000 euro per le nuove batterie. Ma dove sono queste 140? Dislocate in tutto quanto il territorio cittadino. Okay. È chiaro che Capito. anche se sapessi dove sono non lo potremmo dire per una questione di sicurezza, è chiaro. però ci sono. Ho sentito tanto, e a sproposito, parlare di poca illuminazione. Io, siccome alla fine preferisco rendermi conto con i miei occhi, sono stato l'altro ieri sera alla villa, ho fatto un giro di tutto quanto il perimetro, è illuminata benissimo. Non potremmo illuminarla di più perché a quel punto andremo in infrazione per inquinamento di luminosità. Quindi è illuminata benissimo, pertanto non è un problema di illuminazione. E allora la questione è, innanzitutto, presenza sul territorio. Già il signor Questore ha dato le risposte che avete ascoltato. Noi stiamo intensificando ora questo servizio, mi si potrebbe dire prima Rubano Sant'Agata e poi Ficino Cancelliferro. Noi dobbiamo cercare invece di dare queste risposte in modo permanente. Naturalmente abbiamo poche risorse, allora stiamo cercando di verificare il possibile utilizzo di volontari. Però devo dire volontari? Sì, ma venendo qua,
siccome i volontari dovrebbero essere organizzati, mi chiedevo, ma nel momento in cui tutti ci prestassimo a fare i volontari, alla fine, se noi ci organizzassimo e spetta a me eventualmente coordinare l'organizzazione e stabilire come farlo, e cercherò di capirlo nelle prossime ore, visto che si tratta di fare attività di presenza in un posto meraviglioso come la Villa Bellini. Esatto. Se riuscissimo a organizzare una presenza costante di 4-5 persone, magari caratterizzati da un giubbino, da un qualcosa, da una fascia che mi farei regalare da qualche sponsor, riconoscibile all'esterno, che quindi dia a chi passeggia alla villa questa percezione di presidio, di sicurezza, io credo che potremmo certamente dare una risposta esauriente, perché sono certo che tantissimi catanesi metterebbero parte del loro tempo a disposizione, anche una sola ora ogni 2-3 giorni, per farsi una bella passeggiata in un ambiente salubre. Lo penso anch'io. Quindi si dovrebbe avere un luogo dove uno sa che deve andare per partecipare a questa attività. Questo poi lo vedremo. Poi questi sarebbero i volontari, sarebbero poi i cittadini. C'è il gruppo dei volontari che eventualmente organizzerebbe il comune, poi c'è questo gruppo di volontari in più come cittadini. Maggior organizzazione di eventi, perché quando d'estate organizziamo gli eventi non succede niente, perché ovviamente più gente metti tu alla villa, meno cose succedono. E poi c'è il tema angusto anche di un maggior controllo di queste comunità che accolgono questi ragazzi, per verificare se effettivamente approntino tutte le cautele per verificare che cosa fanno. Perché io questa mattina ho ricevuto da una donna che abita in un condominio in cui c'è uno di questi centri d'accoglienza, e già mi inorridisce pensare che possono essere all'interno di condominio, ho ricevuto dei video alquanto allarmanti. Se l'avessimo saputo prima avremmo chiesto controragione tempestivamente, l'abbiamo saputo adesso. Scusi se la interrompo, chi deve intervenire in questi casi? Io non so chi deve intervenire, ma io so che noi stiamo intervenendo con i servizi sociali, li stiamo convocando tutti per capire che cosa hanno fatto. Io non voglio assolutamente fare una questione di provenienza, di etnia. C'è un dato culturale che non dobbiamo sottovalutare. Purtroppo in alcune parti del Nord Africa non si sono ancora abituati al ruolo della donna emancipata secondo i costumi che noi abbiamo in Occidente. E leggevo, ecco perché non è una mia congettura, leggevo che c'è stato un forte aumento dei crimini sessuali proprio in Egitto, perché per certi soggetti che abitano in condizioni un poco più emarginate, che quindi vivono una forma di arretratezza culturale, la donna che dal velo passa ad abiti più succinti, loro la considerano una provocazione, è una follia. E quindi suscita rabbia quasi. È naturale. Noi è chiaro che dobbiamo lavorare anche su questo, fermo restando che poi c'è un sistema centrale che vorrei desse risposte sul fatto che si danno a questi ragazzi anche le cosiddette paghette, ma nessuno controlla come vengono investite. E il dato di fatto è che tutti questi ragazzi autori del fatto pare fossero dotati di iPhone 15. Quindi allora cerchiamo anche di essere un po' più... Due brevissime cose prima di andare in pubblicità. Le chiedo questo: le pattuglie con che frequenza girano adesso? No, questo non lo so, perché è organizzato dalla polizia locale. Ho chiesto che ci sia un maggior presidio e quindi è il comandante dei vigili che stabilisce la frequenza. Adesso comunque ci sono Per adesso ci sono, è naturale. L'ultima cosa è che lei sa, Sindaco, che quando succedono fatti di questo genere l'emozione rimane, la sensazione dell'insicurezza. E questo uno dice: ma abbiamo messo le telecamere, vogliamo fare i volontari, adesso ci sono le pattuglie, però la gente dice sì, però io non mi sento sicuro. Io però ripeto, l'altro ieri andando alla villa ho cercato soprattutto di cogliere i volti dei non pochi catanesi che si trovavano lì, erano già le 19, quindi buio, c'erano meno persone, e chi a un certo punto sentiva i miei passi da dietro, parlo di donne, chi sentiva i miei passi da dietro non è che assumeva una posizione più rigida, cercava di capire chi fosse, quindi poi una condizione di rasserenamento progressivo, perché è un episodio che non si è mai verificato con questa crudezza. Quindi ecco perché ho detto all'inizio la percezione, la sensazione di insicurezza si autoalimenta. Se noi diciamo che là nulla è sicuro, è chiaro che diventerà sempre peggio. Se invece cerchiamo di tutti quanti reagire, pian piano la situazione si tranquillizzerà. L'organizzazione dei volontari e dei cittadini che si possono aggregare la seguiremo, Sindaco,
con molto piacere. Adesso facciamo una breve pausa, dopo parleremo delle donne, come si stanno organizzando le donne dopo quello che purtroppo è capitato sempre lì alla Villa. State con noi e con il sindaco Enrico Trentino. A dopo. Bentrovati all'appuntamento con il sindaco di Catania Enrico Trentino. Sindaco, lei ha incontrato le donne del consultorio di Via Gallo che è stato sgomberato 2 mesi fa, che chiedono di poter ritornare in quei locali perché c'è bisogno che le donne vengano accolte, ascoltate, sia detto loro ciò che è giusto che ascoltino. Per la seconda volta li ho incontrati ieri. Ho detto loro chiaramente che non può passare il messaggio che chi occupa abusivamente un immobile può poi tornare in quell'immobile, perché non mi piace assolutamente, quasi stigheremmo a forme di occupazione abusiva nella speranza che poi il Comune successivamente dopo lo sgombero restituisca a chi l'aveva occupato l'immobile che appunto senza titolo occupavano prima. E allora? E allora a quel punto stiamo vedendo di comprendere quali sono le possibilità, perché l'unica possibilità che io conosco è quella che mi dà la legge, cioè di organizzare dei bandi, di bandire delle soluzioni trovando degli immobili, individuando degli immobili in cui si può andare, e a quel punto si fa un bando di partecipazione destinato a queste associazioni. Però, siccome non vorrei che poi passassi il messaggio sbagliato, come purtroppo ho letto in alcuni giornali, non mi piace neanche che vengano strumentalizzate politicamente alcune iniziative. E io ci tengo a precisare che comunque io effettuo un monitoraggio periodico e tutte le associazioni mi dicono essere assolutamente sul pezzo, nel senso di dare le risposte necessarie per salvaguardare le donne che presentano maggiore vulnerabilità, maggiore fragilità. Quindi non c'è una condizione di mancata risposta. In più abbiamo una Procura della Repubblica attentissima con i reati cosiddetti a codice rosso, quindi non si pone assolutamente un tema emergenza. In più devo anche dire che le associazioni maggiormente presenti affittano a proprie spese le sedi in cui operare. Quindi, ciò nonostante, io non dico affittatelo e fate quello che volete, perché non sarei un buon amministratore. Dico solo che abbiamo individuato adesso una sede che potremmo destinare all'accoglienza di queste associazioni che effettuano questo servizio, ma è chiaro che noi dovremmo bandire, non possiamo affidarle direttamente a qualcuno, tantomeno a questa associazione che aveva occupato abusivamente l'immobile. Non una di meno. Non una di meno, sì. Quindi loro, se hanno titolo, e sicuramente ce l'hanno perché mi hanno detto che nel frattempo si sono costituiti in associazione, parteciperanno, e sarebbe lieto che siano eventualmente loro ad aggiudicarsela secondo criteri di trasparenza. Ma passerà molto tempo, loro dicono bisogna stringere i tempi perché l'emergenza è emergenza non ce n'è. Emergenza non ce n'è, anche perché comunque mi sono anche assicurato che questa associazione e quindi le donne che loro assistono comunque ricevono ospitalità presso altri siti. C'è la locanda del Samaritano che ha offerto disponibilità, ci sono altre associazioni che hanno offerto disponibilità perché questa associazione possa incontrare in alcuni giorni della settimana le loro assistite. Quindi non c'è né un'emergenza né soprattutto un abbandono di questa condizione. Questo vuol dire che possono ricominciare a breve in questo modo? Hanno già iniziato, non si sono mai fermati, nel senso che comunque c'è chi li ospita. E poi vedremo questo locale, certo, che sarà, lo seguiremo. Passiamo subito alle domande, non mandiamo in onda il servizio perché abbiamo poco tempo, invece gli ascoltatori chiedono di parlare direttamente attraverso il filtro nostro. Allora, signor Trentino, sindaco e prefetta, la Villa Bellini mattina è molto pulita, controllata con carabinieri a cavallo, giardinieri, eccetera. Io posso testimoniare. Pomeriggio tardi no, lo schifo. Dice, guardoni che escono dai cespugli e tante altre vergogne. Io posso testimoniare, controlli pomeriggio sera, grazie. Questo è un WhatsApp che è appena arrivato. È quello che dicevamo prima, il fatto dell'intensificazione dei controlli. Anzi, mi conforta leggere che comunque questo ascoltatore o questa ascoltatrice, che è in una posizione privilegiata perché frequenta la villa, per come ci è dato capire, ha potuto riscontrare che di mattina, di giorno, la presenza comunque garantisce la sicurezza. Col buio dobbiamo noi fare qualcos'altro. Abbiamo dovuto anticipare la chiusura di un'ora rispetto a quello che facevamo prima, alle 20.
ore alle 20. Proprio, anzi, l'altro ieri ho visto questi, perché siccome abbiamo cambiato l'orario, c'erano alcuni operatori di multiservizi che invitavano la gente alle 19 già a uscire perché chiude alle 20. Ho detto stiamo attenti anche a come trasmettiamo il segnale, proprio perché vorrei che la gente si sentisse tranquilla. Quindi ho segnalato alla direzione l'unico punto in cui forse la luce un poco più fioca, che è quello delle aree bimbi, dei parchi gioco, che poi è proprio vicino al punto si è verificato. Però siccome sono sotto 2 alberi, questa mattina mi ha risposto poi la direzione ecologia che stanno probabilmente individuando una soluzione diversa per l'allocazione di queste aree di divertimento per i bambini. Perché quindi li spostano? Dovrebbero spostarlo perché quegli alberi sono molto pesanti, no? Perché c'è sempre un rischio sicurezza per effetto della presenza degli alberi, solo per questo. Quindi, e pertanto le illumineremo meglio. Perfetto. Sindaco, le leggo questo che era arrivato prima del suo ingresso qui dentro, ma sta in tema. Buongiorno signor Sindaco, è prevista anche per la nostra città la presenza dell'esercito? Grazie, Antonio Ronzivalle, quindi è firmato, non è un anonimo. 20 giorni fa, l'ho detto anche in occasione di una scorsa trasmissione, ci hanno mandato quel che ci potevano mandare, 15 militari che sono praticamente niente. Io non voglio anticipare nulla perché per mia abitudine non dico niente fino a quando non si realizzi. Ho ricevuto un certo messaggio dal sottosegretario all'Interni l'altro ieri, aspetto che diventi fatto compiuto per eventualmente darne notizia. E se sarà così, sarà una notizia sicuramente rassicurante. Quindi, se ho capito bene, Sindaco, già 15 sono già presenti, sì. Ma dove sono? Quei 15 militari praticamente sono una goccia nell'oceano. Non si vedono. Anche perché sono distribuiti per turni, perché poi di fatto sono 3 militari, però si vedono perché in via Etnea prima non si vedevano, adesso c'è una macchina dell'esercito che continuamente fa la ronda su e giù. Interessante. E comunque lei ha appena detto che ci dovrebbero essere a breve delle notizie di natura normativa che riguardano Catania e che potranno far avvertire la presenza dello Stato in termini di sicurezza. Parliamo di soldati quindi? Non di soldati, anche soldati qualcosa che a noi interessa di più, di vigili urbani. Però ecco. Ripeto, fino a quando non vediamo il gatto non diciamo di averlo nel sacco. Lo sa perché ne abbiamo parlato l'altra volta, in effetti lei ci diceva che i tempi non sono brevissimi. E invece parrebbe che saranno abbreviati. Questa è una bella notizia, quindi sono 100, vero Sindaco? I 100, quelli sono quelli che vorremmo noi assumere con concorso nostro. Allora, ripiloghiamo, 46 sono quelli che stiamo stabilizzando dopo che verrà data l'ultima proroga a quelli assunti 3 anni fa. 100 sono quelli che vogliamo assumere con risorse nostre, circa una trentina dovremmo poterli acquisire con il nuovo decreto sicurezza che è stato pubblicato un mese fa circa, e in più spero che ci sia questo sforzo importante per un contingente più cospicuo che ci permetta di, non dico di arrivare a pieno organico, però non mi posso sbilanciare oltre perché non so ancora quello che verrà fuori. Quindi si tratta di centinaia, se ho capito. No, oddio, mi auguro, vediamo quello che viene fuori. Io ho detto che ho bisogno di centinaia, vediamo cosa mi rispondono. Così, molto bene. D'accordo, leggiamo questo. Volevo segnalare la poca visibilità della segnaletica orizzontale in via Firenze, angolo via Musumeci, teatro di frequenti incidenti stradali spesso conferiti. Sindaco, questo è un WhatsApp che è appena arrivato. Via Firenze, angolo via Musumeci, ma è un incrocio da cui sono passato fino a mezz'ora fa. Non mi è sembrato che ci fosse, me lo segno. Bene, questo è importante che lei immediatamente accolga come dire, la sollecitazione degli ascoltatori. Un altro aveva mandato una mail prima, si chiama Licata T, che dice che facciamo con la rotatoria della Playa. Lui dice, tra le tante cose vorrei segnalare anche la situazione in cui versa la rotatoria della Playa, snodo importantissimo perché si tratta dell'ingresso sud della città, questo i catanesi lo sappiamo bene, biglietto da visita, sia perché l'accesso alla spiaggia della Playa, luogo di balneazione, per essere breve in attesa di un progetto, eccetera. Allora, io in questi casi praticamente agisco sia come sindaco che come sindaco di città metropolitana, perché questa rotonda appartiene alla città metropolitana. Sì. Però per risolvere ogni problema, come sindaco della città metropolitana ho firmato l'atto con cui ho dato alla città di Catania queste rotonde proprio per poterne garantire la riqualificazione. Adesso sono dentro Catania? Sì, dobbiamo definire quest'iter e dovrebbe quindi essere acquisita dal patrimonio e pertanto dalla città di Catania per poi realizzare un progetto di riqualificazione.
fermo restando che comunque lì c'è un progetto più ambizioso dell'autorità di sistema che verrà presentato, spero a breve. Proprio stamattina mi sono sentito col presidente di Sarcina per vederci la prossima settimana e stabilire i prossimi passaggi, penso proprio per presentare alla città il nuovo piano regolatore e tutto il programma operativo del... Sì, immagino arricchimento e... Non solo arricchimento, c'è anche un problema di natura viaria che stanno cercando di correggere, per evitare cioè che gli auto articolati si immettono nella rotonda. Stanno studiando la possibilità che attraverso un sottopassaggio arrivino direttamente all'asse dei servizi. E quindi... questo è molto interessante, certo. Lo sta studiando questo? L'autorità di sistema, pertanto non vorrei adesso che stia dicendo qualcosa che poi magari non si può fare, ne parleremo appena poi ci speriamo incontreremo. proprio che si possa fare, così anche accontentiamo anche i nostri ascoltatori. L'ultima mail che leggo, siamo fuori tempo massimo ma me lo concedono. Allora, la possibilità, sindaco, di pagare la Tari con addebito sul conto corrente e il relativo sconto del 5%. Pensa che sia realizzabile questo? Ce lo chiede Piera Guarino. Confesso alla gentile signora Guarino che ne abbiamo parlato, ma praticamente mi danno così tante informazioni in questo momento, non ricordo cosa poi si è stabilito con Riscossione, che è l'agenzia che si occupa dell'esazione della Tari. Addirittura c'era la possibilità di inserirla in bolletta, ma è stata scongiurata, o meglio ci è stata impedita dal fatto che la normativa non lo permette. Riguardo il pagamento con addebito diretto, mi pare che lo stiano prevedendo, però mi informerò meglio e magari me l'appunto per dare risposta la prossima volta. Così saremo noi poi a diffondere assolutamente questa notizia che riguarda la possibilità di snellire i pagamenti della Tari e anche in questo modo speriamo accelerare la possibilità che si paghi di più. Ringraziamo ancora una volta il sindaco Trentino per essere stato con noi. Ci rivediamo venerdì prossimo, sindaco. A 2% sì. Bene, grazie a tutti voi per essere stati con noi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio.